vita mia, ho i cori di studio. No. Allora, che succede? Maestro Carbone, posso rubarti solo 1 minuto 60 secondi. L'esecuzione che noi facciamo di questo pezzo straconosciuto e stragrandissimo è anche un inno nazionale, un inno di una squadra confermato. No, scusa, non lo buttiamo su. Allora, maestro. 1917, dico niente, adesso battiamo forza Napoli, vabbè, allora. Mi guardate solo 10 secondi per cortesia, 10 secondi. Non si può. No. Maestro, questa è la maglia di Cavani che indossava la sera contro l'Inter dopo la partita. Volevamo fare un percorso culturale, una cosa intellettuale, niente, vabbè. Questo vi fa capire la fatica che ci è voluta per fare cantare uno come Pino Azzardo. Scusate un momento, poi se volete fate tutto, la fatica che ci è voluta per fare portare Pino Azzardo alle note del blues, ai ritmi più sofisticati. Io sono uno di curva, lotta e mangiato. Pane, vino. Allora adesso questo però ci voleva questa cosa, che la prossima volta che la fate. Guardate quanto è bello, Perché? No, allora, adesso è complicatissimo trovare un filo proviamo un attimo, io sono innamorato. È una lettera scritta a questo fante di Furigotta sul fronte della prima guerra mondiale del 1918 dalla sua innamorata. Oi vita mia, i cori di sto cuore, perché lei sta lontana e lui le scrive. Allora noi che cosa abbiamo pensato? Che per trovare l'arrangiamento giusto di questa canzone abbiamo pensato a un fante alleato, un commilitone che, essendo nel 1917 scesi gli Stati Uniti in guerra al fianco dell'Italia nella prima guerra mondiale, abbiamo pensato a un immaginario soldato Johnny che stava a fianco al soldato innamorato Gennarino Esposito, eppure lui scriveva la sua innamorata, solo che il soldato Johnny ha portato nel suo zaino così da oltreoceano le sue note, i suoi sound, e ha portato il blues, la Blue Note in particolare. La Blue Note dovete sapere, ma tu che la sapevi tu, c'è una cosa, ma che devi capire? È azzurro, quello è una nota. Il povericchio sembra azzurro, lasciamo stare. Allora, la Blue Note, capite la difficoltà col maestro Azzardo che ci è voluto? La Blue Note è lo spostamento di un semitono, dal Mi al Mi bemolle, che ti sposta tutta la canzone. Allora, facciamo un attimo la canzone come dovrebbe essere normalmente, come il maestro Pino Azzardo la sì, però fammela fare, questa è l'ultima volta in vita mia, la faccia e chiudiamo il libro. Lui canta ai matrimoni, alle feste di piazza, lui è un cantanto grosso, capito? Allora fa così. Quante di quelle volte che me l'ha fatta fare con la Blue Note, non mi ricordo più la versione originale di questo pezzo. Lo stavo dicendo è sbagliato. Invece è quella. Allora, quindi questo faremo. Adesso noi spostiamo solo un Mi, uno, manco tutti, da Mi a Mi bemolle, diventa. Eccolo il blues! Oh yeah! Oh Pino, vedi un poco. Pino, come si chiama questo calciatore? No, non lo so come si chiama questo calciatore a cui ti sei ispirato. Calciatore innamorato. Vabbè, allora dai, proviamo con la Blue Note. Vediamo che succede. Con la Blue Note, dai, vediamo. Speriamo bene. Vai, blues. Sai lontana da io e a te vola un pensiero
spera a tenerte sempre a fianco a me. Sei sicura che sta amore? Dai, continua così, continua che sei grave. Come sono sicure te. Signore e signori, vi presento un grande tifoso del Napoli, nonché direttore musicale dello spettacolo, Piano Hammond, Luigi Carbone. Questa faccia non da stringa porta faccia a me, lascia danno questo suono, ma fai cambiare perché tutti poi cuore di suora si stanno in amore, ma mi venuto ancora. This
sarebbe salute. Io non solo, dove sera non so, la rubiessa solamente a me. Ah, più bella e tutta è bella, non è mai più bella. Ritmico su cui si poggia tutta la band, abbiamo stato tutti sulla sua base, senza le sue fondamenta non esisteremo. Si chiama Gigi Saletta e suona il basso! Suona tutte le percussioni si chiama Giovanni Pato! Ci siamo finiti tutto, maestro.